Domenica 15 marzo è una giornata fredda e umida, ma per il Team Santa Lucia è tornato uno splendido sole. Dopo una serie di partite con risultato negativo, portiamo a casa i 3 punti che ci permettono di ricominciare la salita verso la vetta della classifica. Quelle davanti hanno perso quasi tutte e oggi la nostra vittoria vale il doppio. Speriamo di continuare. Dirige l'incontro il signor Venturini, assistito dai signori Di Melfi e Albertini. Col fischio dell'arbitro comincia il primo tempo la battuta dello Zevio. Lo Zevio comincia subito attaccando, ma è fuori gioco, l'arbitro ferma l'azione. Poco dopo rischiamo il solito pateracchio. Nardi ruba palla, fa un retropassaggio che mette Dusi davanti a Peritore. Sulla respinta Baldo colpisce di testa, la palla sfiora il palo ed esce a fondo campo. A inizio primo tempo è sempre lo Zevio che attacca, ci provano anche su punizione, il tiro è ribattuto dalla barriera e poi dopo qualche batti e ribatti l'azione sfuma. Il Santa Lucia reagisce agli attacchi del Zevio con questa azione. Arduini Pasini che la mette per Soave, lotta con i difensori e controlla, poi passa a Nardi che fa questo lungo lancio. Badia sul filo del fuorigioco parte e insacca. È uno splendido gol, facciamo la rima, gol Badia, 1-0 Santa Lucia. Alla ripresa il Santa Lucia continua ad attaccare, Viola si porta sulla sinistra del campo e viene battuto in questa maniera. Alla battuta Vanardi, il suo tiro è sfiorato da Badia, Mattei alza la palla, Peritore colpisce di testa e Taylor mette fuori. Sulla successiva rimessa da fallo laterale di Arduini, la palla rimbalza, Maffei non trattiene, ci prova Fiero ma l'arbitro fischia. Lo Zevio tenta di recuperare il risultato con questa punizione, le sue azioni sono blande, stavolta Peritore raccoglie facilmente. E anche quando riesce, come in questa azione, arrivare al tiro, manca la lucidità, la Balde la spara a fondo campo mentre Elquiri che è libero alla sua destra. E adesso è Leoni che lancia Elquiri, è contrastato da Viola, riesce a tirare ma il suo tiro si perde a fondo campo. E lo Zevio ci riprova da calcio d'angolo. Heller colpisce male, la palla rimbalza davanti a Peritore, poi Fiero è più lesto e la mette fuori. Adesso è Santa Lucia che usufruisce di un calcio d'angolo, la battuta di Ambrogi arriva a Nardi che tira al volo, Soave la tocca e la palla esce sfiorando l'angolo sinistra della porta di Mazzei. Poco dopo l'arbitro concede questa punizione allo Zevio, ma si vede chiaramente che il tocco è con la spalla, non con le mani. È un bel regalo, ma il tiro di Taylor è alto sopra la traversa. Rimessa di Peritore, lungo lancio per il fratello Lorenzo che la tocca per Badia. Stavolta è perfettamente in posizione regolare, fa un Eurogol che ci porta sul 2-0. Il tempo per recuperare la partita è poco, ma lo Zevio ci prova con questa azione. Tiro di Leoni, Arduini la mette al centro dell'area. Elquiri recupera ma è contrastato da Ambrosio e Viola la mette fuori. Ultima azione di Santa Lucia, calcio d'angolo battuto da Olivieri, Mazzei smanaccia, poi il tiro di Nardi e di Ambrosio sono respinti, quello di Olivieri è parato a terra da Mazzei. E dopo la battuta di Mazzei, Heller recupera palla ma l'arbitro fischia e chiude il tempo.
E comincia il secondo tempo, batte il Santa Lucia. C'è ancora un tempo da giocare, tutto il tempo per cui il Zevio potrebbe riaprire la partita, ma il Santa Lucia si limita a controllare il gioco. Il Zevio non è mai troppo deciso nelle sue azioni, Peritore non è mai chiamato a compiere miracoli. E anche nelle punizioni dalla distanza il Zevio ha qualche problema, la mira non è delle migliori. E nonostante il risultato è sempre il Santa Lucia a rendersi pericoloso, stavolta il tiro di Ambrosio supera la traversa. E nel tentativo di accendere la partita l'allenatore del Zevio comincia una serie di sostituzioni. Carlo Bagno lascia il posto a Basilisco. Calearo è sostituito da Cordioli e successivamente Taylor lascia il posto a Parisi. Le sostituzioni non danno il risultato sperato, il gioco del Zevio non cambia, il Santa Lucia controlla bene l'andamento della partita. Ancora un'altra sostituzione, esce il Quidic ed entra Manganotti. Lo Zevio si fa pericoloso con questa punizione da calcio d'angolo ribattuta da Nardi. Balde recupera, la mette per un compagno che crossa, c'è una respinta, poi Parisi cade in area, l'arbitro non ci casca, l'azione prosegue e si conclude con questo tiro di Elder che supera la traversa. Ma il Santa Lucia ha deciso di ricominciare a giocare, fiero per Ambrosio sulla sinistra del campo, arriva a fondo campo e centra, ottimo tiro per la testa di Soave che con il 3-0 chiude la partita. Alla ripresa lo Zevio ci prova con questa punizione dalla distanza, il tiro è deviato, la palla esce a fondo campo. Sul successivo calcio d'angolo Leoni è servito, si distreggia fra i difensori e riesce a tirare, Peritore para. E nonostante il risultato lo Zevio continua ad attaccare, arriva nuovamente a tirare, nessun problema per Peritore. Probabilmente l'allenatore del Zevio vuol far giocare tutti, Leoni lascia il posto a Giordano. Sostituzioni anche nel Santa Lucia, Soave leggermente infortunato lascia il posto a Pulvere e Arduini lascia il posto a Salvagno. E il gioco riprende con questa rimessa da fallo laterale dello Zevio. Cordioli scambia con un compagno e centra, Manganotti colpisce di testa e la palla esce sfiorando il palo della porta sulla destra di Peritore. Ultimi minuti e risultato consolidato, festeggiamo l'ingresso di un esordiente. E la partita si conclude con questa punizione di Olivieri che dà modo a Mazzei di esibirsi. E su questa rimessa finisce la partita, portiamo a casa i 3 punti, cerchiamo di tenere i piedi e soprattutto la testa per terra per le prossime partite.